Benvenuti nella Riviera del Brenta e più precisamente benvenuti in località San Pietro, che fa parte del comune di Stra, casa del nostro nuovo incarico in esclusiva, ma anche delle famosissime Villa Pisani e Villa Foscarini Rossi. Ci troviamo al piano secondo, l'appartamento è stato completamente ristrutturato 2 anni fa, quindi è tutto praticamente ancora nuovo. Entrando vi trovate un ampio salotto molto grande con una cucina semidivisa, 2 camere e doppi servizi. Il primo bagnetto, anche questo ovviamente come tutto il resto completamente ristrutturato, è questo. Guardate che bello, box doccia molto grande, belle piastrelle, sono bellissime e rimane completo così come lo vedete. Porte interne bianche, impianto elettrico rivisitato, c'è l'aria condizionata installata con 3 split, uno qui e 2 per le stanze, cucina con possibilità di aprire o chiudere e anche questa rimane completa perché è studiata su misura. Caldaia interna, il riscaldamento è autonomo. Corridoio che ci dà l'accesso alle varie stanze, ma prima di entrare nelle camere da letto vi faccio vedere il secondo bagno finestrato. Guardate che box doccia gigantesco e doppio lavandino. Poi partiamo con la camera padronale di ben 24 metri quadri, enorme. Qua ci sta tutto veramente, quindi avete la possibilità di mettere un armadio molto grande, letto, volendo anche king size, perché no? Tanto per usare un termine americano. Rifinito molto bene, colore, insomma pareti anche stato rifatto da poco, tortora, qua hanno fatto appunto questa parte con il legno che è molto carino. Aria condizionata all'interno della stanza, come dicevamo, ed è anche molto luminosa perché avete non una ma ben 2 finestre all'interno. Infine, seconda e ultima camera, anche questa matrimoniale, infatti c'è un letto matrimoniale, un armadio a 4 ante, però ci sarebbe lo spazio per arrivare fino a 6, quindi in realtà insomma ci starebbe tutto. L'unica cosa che forse non ci sta è il secondo comodino se mettete la stanza con questa disposizione. E dietro c'è anche la possibilità di mettere la cassettiera. La cameretta, volendo, questa rimane. Così come rimangono i 2 bagni completi, quindi sia i sanitari che anche i lavandini con i mobiletti e anche la cucina installata, l'aria condizionata con 3 split, tapparelle motorizzate e zanzariere già installate. Vi dimostro che le tapparelle sono motorizzate, a parte i cimici, lasciamo stare i cimici, pulsantino, ecco qui. Ma non finisce qui perché la vera chicca dell'appartamento si trova al piano superiore. Andiamo. Ci troviamo al terzo e ultimo piano del fabbricato, la palazzina è degli anni 80 e qua sopra il proprietario ha sistemato questa terrazza di quasi 100 metri quadri proprio per poterla vivere all'aperto. Quindi abbiamo una bellissima pergola molto ampia con spazio per tavole e sedie, spazio per il divano, poi ovviamente non poteva mancare da questa parte invece angolo barbecue. Mentre in ingresso c'è un secondo angolo cottura, quindi oltre alla cucina che abbiamo visto giù c'è la possibilità di cucinare sopra, baretto e, se volete prendere il sole, eventualmente anche i lettini. Tutto quello che riguarda la terrazza, quindi l'arredamento della terrazza, può essere concordato con il proprietario. Se vi interessa rimane, altrimenti se lo porta via. A proposito, se vi state preoccupando per questo, lo capisco, c'è stato un problema insomma con la grandinata dell'anno scorso, ma è già stato deliberato, pagato e deve venire a sistemare un'impresa, quindi in realtà nel giro di poco verrà appunto sistemata. Inoltre al piano terra del fabbricato abbiamo un giardino recintato di 50 metri quadri che potete utilizzare come volete. In questo caso i proprietari l'hanno utilizzato sempre come orto. Inoltre avete anche un garage di 18 metri quadri. Riassumendo, ci troviamo nella Riviera del Brenta e più precisamente in località San Pietro, che fa parte del comune di Stra. Vi proponiamo in vendita un appartamento disposto su un unico piano al secondo piano del fabbricato con l'aggiunta di una terrazza di ben 100 metri quadri al terzo piano, un piccolo scoperto privato di 50 metri quadri da adibire ad orto oppure un po' come preferite, e garage di 18 metri quadri. Il prezzo richiesto per l'appartamento completo di cucina, bagni, aria condizionata, zanzariere e tapparelle motorizzate è di 195.000 euro. Avete poi la possibilità di potervi accordare con la proprietà per l'arredamento della terrazza. Per maggiori informazioni su questa proprietà non esitate a contattarci.